Questo è il secondo lotto dei nuovi autobus, sono altri 28, 15, 12 metri e 13, 18 metri. Proseguiamo nel piano di investimenti che dovrebbe portare fino al 2023 l'introduzione di oltre 200 nuovi autobus. Noi contiamo che oltre il 75% del totale dei nostri trasportati nel 2022 viaggerà su nuovi autobus. Eccoli i nuovi mezzi che si aggiungono ai 31 entrati in servizio a fine luglio scorso e che andranno a sostituire altrettanti vecchi autobus Euro 2. Sono stati presentati nel parcheggio comunale di Zelarino alla presenza del sindaco Brugnaro, numerosi assessori e altri primi cittadini. I bus, tutti diesel di ultima generazione Euro 6, 16 da 12 metri, 12 da 18, in allestimento urbano ed extraurbano, sono dotati di tecnologie all'avanguardia che garantiscono prestazioni ottimali sia in termini di consumi che di emissioni atmosferiche. Nei 5 bus da 18 metri destinati alla linea 5 che collega Venezia e l'aeroporto Marco Polo c'è una novità. Questi nuovi mezzi vedranno l'introduzione del wifi gratuito a bordo sulla linea, sperimentalmente sulla linea 5 dell'aeroporto, e più attiveremo praticamente da subito il servizio di infomobilità, per cui su questi nuovi mezzi verrà chiamata sia vocalmente che negli schermi all'interno il nome della prossima fermata. Per gli altri, invece, l'azienda di trasporto avverte. La progressiva introduzione degli autobus avverrà principalmente e preferibilmente sulle linee che avranno minor tasso di evasione e minor tasso di atti vandalici a bordo dei mezzi. Questo con l'intento di premiare quelli che sono i cittadini che pagano i biglietti e che si comportano in maniera corretta sui mezzi pubblici.